Pomeriggio dei Sterzini, mi trovo nel centro storico, ma sto andando su in montagna. Volete venire? Allora io, Beniga di Gonto. Sono arrivata nel recinto megalitico di Santa Vittoria e vi voglio mostrare una curiosità che molto mi ha ricordato il mio viaggio a Malta. Avete visto sicuramente i video nei quali vi ho mostrato il solstizio d'estate del 2023. Mi trovavo in uno di questi tempi, ehm, che casualmente sono capitata lì in quei giorni e quindi avevo colto l'occasione per andare a vederli proprio al sorgere del sole. E c'era tutto un tour, un giro organizzato apposta per quell'evento. E, attraverso una fessura del tempio, il sole penetrava all'interno e colpiva una pietra particolare. L'ingresso del sole all'interno di questo recinto megalitico è stato notato a mezzogiorno e 10, in un giorno d'estate di tanti anni fa, passare proprio attraverso questa fessura. E adesso ve la mostro. Vedete quella aperta, quello aperto è il portoncino dell'ingresso di questo recinto megalitico e il sole è passato attraverso questo archetto. Io non sono archeologa e non ho gli strumenti degli archeologi, però la domanda che mi pongo è questa: come mai c'è una fessura proprio lì? Notate come a forma di arco questa parte della costruzione. Noi non sappiamo neanche quanto sia profondo il muro sotto il livello del calpestio, perché in questo momento noi possiamo osservare questa parte della struttura, però cosa c'è sotto? Pietre, sì, ma quanto? Che qualche archeologo prendesse a cuore questa curiosità e indagasse per capire se questa parte di questo recinto è collegata o meno all'equinozio autunnale, perché adesso siamo a ottobre inoltrato. Io ci tornerò in tutte le stagioni, chi Dio vuole, tornerò a marzo, a giugno e cercherò proprio nei giorni in cui si verificano il solstizio e l'equinozio per osservare e filmare gli spostamenti dei raggi del sole. Chissà che questo non fosse un luogo nel quale gli astronomi nuragici studiassero le stelle.